Il console è stato prosciolto per intervenuta prescrizione in relazione a un'ipotesi di truffa di 35 milioni di euro contestata al Consoli nei confronti dell'amministratore delegato della BIM. Fuori microfono parla di debacle giudiziaria l'avvocato del Foro Romano Michele Gentiloni Silveri, ricordando con amarezza la solitudine in cui aveva visto lavorare in questi anni il PM Massimo De Bortoli in tribunale a Treviso. A Roma, Chiosa, non sarebbe mai accaduto. L'acquisizione di Banca Intermobiliare da parte di Veneto Banca risale al 2008 e al 2010. Le azioni della società erano state comprate senza esborso di denaro, concambiate con la cessione di titoli di Veneto Banca, che però erano stati evidentemente sopravvalutati. Un presunto raggiro da 30 milioni di euro di azioni di Veneto Banca, poi diventate carta straccia, e 65 milioni di euro di azioni BIM crollate a un valore di 600 mila euro. La messa in liquidazione di Veneto Banca risale al 25 dicembre 2017. L'accusa aveva cercato di ancorare il processo per truffa a quest'ultima data, calcolando che la truffa va in prescrizione dopo 7 anni e mezzo. Il giudice, con la decisione di oggi, invece ha ancorato i fatti al 2008, all'epoca degli impegni presi da Consoli, decretando di fatto il non luogo a procedere del processo. Secondo il nostro parere era un po' diversa la situazione tra i due processi. A nostro parere non erano sovrapponibili, non erano la stessa cosa, però il Tribunale ha deciso in questo senso e noi rispettiamo la sentenza, ovviamente. Una notizia che arriva dopo la prescrizione del reato di aggiotaggio e del rinvio del processo per truffa al 2023, con il rischio di arrivare allo stesso amaro risultato.